Dunque, ciao ragazzi, sabotaggio di un'impresa. Come dice? Ciao da Mario G. Può capitare. Giocatori con la Z, Zola, Zanetti, Zaccheroni. Vabbè, Peppe, sei un grande, grazie, troppo buono. Ci fai un coppo di Gregory che mi fa morire quando fai da voci. Ma Sì. Gregory chi? Gregory il panettiere? Quello dello spilettino. Quello del Sì, il sì. panettiere Gregory? Il panettiere Gregory di Adrano? Si avvicina il fine settimana, tra l'altro. Ciao. Ciao, sono Gregory. Vieni a trovarmi. Vieni a trovarmi nel mio panificio di Adrano. Vieni e ti spacco il panino. La forma. Vieni da Gregory. E se vuoi, dopo aver sudato come un porco, mi rotolo nel sesamo. Schifo. Mi fa un po' impressione questa immagine. Ciao un Baruzzi Sugno Gregory. No, aspetta, vai. Ciao, sono Gregory. Sono un panificatore di Adrano. Sono il tuo fornaio. Il tuo fornaio di fiducia. Vieni a trovarmi ad Adrano. Cerca Gregory. Se vuoi il filoncino sempre duro. Ma non solo, cioè. Gregory. La mafalda. Ti spacco la mafalda. Cocellato. Hai presente il buco del colcellato? Quello lo faccio io. Con mani sapienti, direi. Vabbè. Ciao, sono di nuovo Gregory. Poco fa ho dimenticato di salutare mia moglie e mia figlia, che dovrà nascere circa entro il 20 di maggio. In pratica Ecco. è ancora in forno. Esatto. Sta viaggiando. Sapete come chiamerò mia figlia? Ecco. Chantal. Venite da Gregory a provare il nuovo biscotto Chantal. Che ha dato i suoi frutti, tra l'altro. Cioè, un Ovviamente, biscotto di un certo livello. Voglio dire, mica un biscotto così, tipo il pavesino. No, insomma. non ci va la pavesino. Decisamente no. Parliamo dello biscotto di un certo livello.